Ma la notizia che do ora è ancora più bella. Una accaldata giovane turista e un altrettanto giovane e virile bagnino, rapiti da improvvisa passione in mezzo al mare. Abbiamo ricostruito così la scena. Quella lì era proprio una barca però, Marco, più che... però è bella. È accaduto a Eraclea. I due ragazzi sono stati sorpresi, intenti ad interpretare, diciamo, un'appassionante scena d'amore, concreta, vera, reale. Però nel più bello o sul più bello è arrivata la Guardia Costiera. Io dico, con tutti i problemi che ci sono, no, andiamo. Questo qui, poverino, adesso si becca una multa e rischia anche il posto, ma non perché era in mezzo al mare che non c'era nessuno, stava insomma anche, cioè io dico, un bagnino rappresenta la città di Eraclea, è ovvio che deve soddisfare in tutto e per tutto il turismo, cioè la turista gli ha chiesto una prestazione, sono qua, sono di Eraclea, remi qua, che bello, hai capito? Ha beccato la multa, pensate, per violazione delle consegne, perché si trovava in alto mare, ben lontano dal 1,60 m di acqua in cui generalmente si posiziona la barca di salvataggio. Il giovane è stato multato, speriamo che non si arrivi a licenziarlo, comunque insomma no, dico, per queste cose. Però se la legge è questa, ma io spero che la sanzione amministrativa basti e avanzi, anche perché ha tenuto alto, diciamo, no, il valore del nord, in particolare di Eraclea, riferendomi alle frasi del Umberto Bossi giovane.